Vangelo secondo Matteo, capitolo 9. A guarigione in Uciung. Gesù si è in coppa a una barca, passai alla sponna e arrivai in da città sua. Subito la gente portava innanzi a esso in Uciung steso in coppa a un lettino. Gesù, vromme veretta a fede loro, ricetta a chi l'Uciung. Fate coraggio, figli miei, perché i peccati tuoi sono stati perdonati. Certi massari la legge che stavano là vicino, subito a cominciare a pensare in da capo a loro. Ma chi si sta a sta manna? Gesù, conoscendo tutti i pensieri loro, ricetta a loro. Perché pensate malamente in tuo cuore vostro? Che cosa è più facile dicere? Ti sono stati perdonati i peccati? O dicere susite e cammino? Ma perché a vita a sapere che il figlio dell'uomo tiene potere in coppa alla terra e perdona i peccati? Aizzete, ricetta a chi tu struppiate, pido lettine tue e vattene a casa tua. Chi se subito s'aizzai, inda a chi lo lettine e se ne jetta a casa sua. Vedendo tutte queste cose, tutte che la folla, fu afferrato lo timore di Dio e si mettette a regnare e erodia a Dio che aveva messo un potere a così grosso rinde in mano l'uomo. Vocazione Matteo. Petramente camminava per mezzo a via Gesù verette nome, che si chiamava Matteo, che stava assettato a reto bancariello le tasse e le ricette. Vieni pure tu appresso a me. E chi si alzai subito e si mettette pure essi appresso a essa. Poi più tardi Gesù si era assettato vicino ad tavola in da casa di Matteo e arrivai là pure parecchie che assigevano le tasse e parecchie persone che tenevano in cuore a loro una mala annominata e si mettettero a tavola insieme con esse e con tutte le discepoli sue. Quando i farisei vedettero questa cosa, ricettano a tutti i discepoli suoi. Perché o maestro vostro mangia e beve insieme con quelli che vanno a assiggiare le tasse insieme a tutte le persone che tengono una mala annominata? Gesù è sentette e ricetta a loro. Non sono i sani, quelli che hanno bisogno di un miracolo, sono invece i malati. Gli ha da imparare che vuol dire io voglio pietà e non uno sacrificio. Perché non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. La questione l'orione. Tanto si accostavano a Gesù certi discepoli e Giovanni e le ricettano. Maestro, perché noi i discepoli dei farisei spesso facciamo un'orione e come mai tutti i discepoli tuoi invece mangiano e bevono? E Gesù, rispondendo a loro, ricetta: può essere mai che imitate un sposarizio si mettano a fare un riunione per tramendo o sposo sta in mezzo a loro? Quando poi arriveranno, pure per loro, chi li urna, quando lo sposo sarà lavato a mezzo a loro, e tanto si metteranno a fare un riunione pure loro. Nessuno mette un piezza di panno nuovo vicino a un vestito vecchio, perché che la pezza nuova sguarderà chi lo vestito vecchio e si farà uno sguardo peggio che le prime. E nessuno è così in alla nuda che mette un vino nuovo rinda una volta assai vecchia, perché se facesse così si perderanno il vino e la volta. Il vino nuovo invece ha da essere messo rinda in volta nuova, a così si potranno salvare il vino e la volta. A risurrezione della figlia Giaria. Petramente Gesù riceve tutte queste cose, arriva innanzi a esse una dei capi, che si buttava la faccia in terra innanzi a esse e ricetta: figlia mi è morta proprio di mo, vieni tu a casa mia, mettici in mano tua in culla e sono sicuro che essa tornerà a campanata vuota. Gesù si alzai e si mettette a camminare con tutte le discepoli suoi che la jettano appresso. Mentre camminavano, una femmina che perdeva una perdenza di sangue a 12 anni, si accostava a essa e le toccava a ferza il mantello suo, perché pensava in da capo suo: se tocca a raggio solo il mantello suo, sono sicuro che sta raggio buono. Gesù si avutava a rete e vedendole le ricette: non aveva paura, figlia mia, la fede tua ti ha fatto sta buona. E rinda qui lo stesso momento che la femmina stette buona. Quando poi Gesù arrivava in da casa che lo capo della sinagoga, vedette suonatura e fravola e tutta la gente facevano sacche a muine e ricette a loro. Arreteravano, perché a Guaiungelo non è morto, ma dorme. E
tutta quella gente cominciai pure a docuffiare e a fare cuppatiello in coppa e spalle sue. Ma roppa tutta la gente fu scacciata là. Gesù trasette 30 camera che la figliolella, la pigliai per la mano e che le subito si sostetta. Questa bella notizia si spannette subito per dentro a tutta quella terra. E lui cieco e un muto indemoniato. Petramente Gesù si arrasava là. Due cecati si mettettero a camminare presso a esse e a cominciare a luccare dicendo: «Figlia di Davide, abbi pietà di noi». Quando trasettero in da casa sua, che i due cecati si accustarono vicino a esse. E Gesù dicette a loro: «Voi credete che io potesse fare questo?» «Sì, Signore», rispondettero loro. Gesù tanne toccò gli occhi a loro e dicette: «Sia fatta a voi quello che mi avete addimandato con fede». E in un momento si ripettano a loro l'occhio. «Ma raccomando, mo», dicette a loro Gesù, «non recita nessuno quello che ho fatto a voi». Ma questi due, come ascettano alla dinda, regnettano subito al paese che lo miracolo. Erano poco asciuti questi due alla dinda, quando presentarono innanzi a esse un muto che teneva un diavolo in corpo. Gesù scacciò chi lo diavolo e chi lo muto subito si mettette a parlare. E tutta quella folla, chi di meraviglia diceva: «Non si è mai venuta una cosa che essere in da terra di Israele». Tutti i farisei, invece, a cominciare a dire: «Chissà, si scaccia i diavoli, e perché ha avuto potere, lo fa in mano, lo capo tutti i diavoli». Gesù prega. Gesù si mettette poi a passare per tutta la città e per tutti i paesielli, a lezionare la gente in der sinagoga loro, predicando il Vangelo del regno e sanando ogni sorta di malattia e malanna che la gente teneva in cuore. Guardando tutti chi lo cuofano e gente, ne avette compassione, perché erano stracco e strutto e parevano come a tanti pecore senza un pastore. E stessa danno Gesù ricetta tutti i discepoli suoi: «A raccogliere assai, ma i faticatori sono poco. Priate per questo. Chi lo padrone la raccoglie, perché mannasse assai faticatori, rinda la raccolta sua».